Infatti non ridere. Ma come tu sei anche l'editore di quel libro. Infatti però è bellissima questa cosa, perché non so poi dove in effetti ci sia la linea di confine tra la politica e poi quello che insomma è il libro di Bakir. In effetti politica è questo, è anche quello che abbiamo già detto e quello che stiamo per dire. Questa domanda chiaramente mi stimola molto, mi stimola moltissimo, perché è chiaro che quello che appunto è capitato al nostro movimento, ad IRS, così agli occhi degli esterni, ma esterni non tanto al movimento quanto a chi ha letto quel travaglio, che è stato comunque un travaglio attraverso appunto i media, è chiaro che quello che è apparso è stato quello che poi diceva benissimo Salvatore Cubelli: è inutile, non ce la faremo mai, sempre lì a litigare, a dividerci e insomma a distruggere, diciamo, l'ennesima occasione. Però insomma questo non è assolutamente così, perlomeno per quanto mi riguarda, non è assolutamente la lettura corretta. Perché non è la lettura corretta? Perché i sardi sono capaci di amare. Non è una domanda, è proprio un'affermazione. Pensiamo ai rapporti di coppia che appunto durano a volte così tanto tempo, 5, 6, 7, 10, a volte anche 20 anni, e poi dopo può capitare, capita molto spesso, che questi si rompano e queste due persone ognuno va per la sua strada. È un'occasione mancata? No, è un'occasione che si duplica, perché quelle due stesse persone hanno due occasioni diverse. È chiaro però che la rottura e la decisione, quando c'è un'unità, questa non è più un'unità, ma diventano due ennesime unità, non è facile, non è semplice. È normale che ci sia un conflitto più o meno forte. Nel nostro caso è stato molto forte, specialmente per chi ha subito, diciamo, perché io personalmente ho subito, non sono stata qualcuno che ha gestito il conflitto l'ha subito. Ma il conflitto è veramente qualcosa di negativo? Non è negativo, i conflitti non sono negativi, le crisi non sono negative, le crisi sono difficili da sostenere, guidare e riportare in una strada che dia nuovamente qualcosa di produttivo. Questa è la difficoltà della crisi e questa è la difficoltà della rottura. In questo momento, nel momento in cui c'è appunto una separazione, una crisi, un conflitto, chiamiamola come vogliamo, creandosi due altre entità, queste due altre entità hanno in questo conflitto sprigionato anche delle energie che devono così avviarsi verso altro. Ma cos'è questo altro? È nuovamente un amore per se stessi. Per me questo significa amare se stessi. Amare se stessi significa prendere consapevolezza della propria soggettività, fare i conti e procedere. Questo è l'amore. L'amore, chiaramente sto parlando dell'amore civico, ho fatto una metafora, diciamo, per meglio semplificare, in questo caso parlo di amore civico. L'amore civico è prendere consapevolezza di se stessi e continuare nel cammino per migliorarsi. Come è stato già detto, mentre parlava Francesco Seda, parlava di un ambito, diciamo, prettamente economico, ed ha appunto concluso con questo quasi con questo auspicio, ma così è per l'indipendenza, così deve essere nel panorama politico. È chiaro che non fa piacere a nessuno, né a chi lo vive, né chi guarda dall'esterno, perché qualcosa che, specialmente quando qualcosa è piccolo, che questo cresce e poi si spacca, si divide, è chiaro che può turbare, però può turbare nel momento in cui uno si ferma a pensare che quella sia la fine. Io stavo pensando, mentre appunto Salvatore Cubelli mi faceva questa domanda, a degli eventi storici, che non riguardano in questo caso la Sardegna, ma degli esempi eclatanti, a paesi che sono sicuramente, delle nazioni che sono sicuramente molto forti anche attualmente, quindi non parlo sicuramente dell'Italia, ma pensavo alla Germania.
Pensavo alla Germania e a quello che ha vissuto col nazismo. Cioè il nazismo ha condannato i tedeschi, dopo chiaramente che Hitler è stato sconfitto, dopo sono stati scoperti insomma, i campi di concentramento, tutto quel massacro, ha vissuto una condanna morale da parte dell'Europa non indifferente. Oggi forse sta un po' scomparendo, ma fino agli anni 80, agli anni 70-80 c'era ancora una condanna morale verso i tedeschi molto forte per quei crimini. Eppure, nel giro di pochissimo tempo, i tedeschi si sono rimessi in piedi. Dopo la guerra sembra quasi che, insomma, se uno va a vedere come è proprio cresciuta la Germania sotto il profilo economico, ma anche sotto il profilo proprio così sociale, ha avuto una crescita incredibile. Non che abbia dimenticato il passato, adesso qui ci ritorno, ma è andato avanti. Ha visto quel conflitto, quella crisi, come chiaramente un'opportunità per migliorarsi. Prosegue, negli anni 60 si costruisce un muro, si divide la Germania, qualcosa che era, diciamo, aveva ritrovato una sorta di unità, si divide nuovamente, due posizioni diciamo ideologiche e politiche molto distanti, e conosciamo benissimo noi oggi cosa ha significato, in modo particolare per la città di Berlino, quella divisione. Famiglie divise, per dire, c'era di tutto, era tutto una spaccatura, una città, quindi anche sotto un profilo proprio fisico spaccata, ma anche le persone spaccate, anche i tedeschi spaccati. Nell'89 lo buttano giù, si ricomincia. Se voi oggi andate a Berlino, vedete tutti i segni della loro storia evidenti. Non nascondono niente, non hanno nascosto niente. C'è un bellissimo monumento, il memoriale, cosiddetto memoriale appunto agli ebrei, che è una sorta di grande cimitero con queste un'opera contemporanea, con queste strutture che sembrano delle grandi, non so se, perché lo spiego per chi non l'avesse visto, che sembrano delle grandi tombe gigantesche, si passa dentro, si attraversa, fa venire i brividi questa cosa. Poi si percorre la città e si trovano intere parti di muro, si trovano statue di bambini che da quella casa erano state presi per essere trasportati sui treni, si trovano delle targhe, cioè chi gira per Berlino ha un continuo richiamo di conflitti, di crisi, di separazioni. Però Berlino oggi che cos'è? È la città dell'arte, è la città della cultura, è una delle città più belle che abbiamo in Europa. Una consapevolezza da parte di questa città, di questo popolo, fortissima. Se i tedeschi avessero agito da sardi, come noi, specialmente negli ultimi, specialmente dopo la guerra, abbiamo fatto, così non si sarebbero più risollevati. Dopo l'Olocausto o dopo il muro di Berlino, il suo crollo, o meglio, la sua alzata e poi il suo crollo, non si sarebbero più risollevati, era impossibile, perché avevano condanne morali, avevano condanne di ogni tipo, erano additati come criminali, chiunque di loro, anche chi non era stato nazista. Oggi quindi perché noi dovremmo vivere una appunto divisione, una separazione, un contrasto, una crisi, come qualcosa che si identifica con la fine? Perché? Questo non è nell'essere umano e non è nel progresso civile, nel progresso storico, non esiste. Quindi questa, dal mio punto di vista, è assolutamente invece un qualcosa che ha a che fare proprio con il processo indipendentista e quindi con quelle parole che sono state già citate. L'indipendenza, infatti anche Bachetti Giovannino lo dice, l'indipendenza è un percorso che si fa, si dice, si ama, e l'amore non è altro che questo. Quindi non è semplicemente uno stereotipo, vedere la fine, un'occasione mancata nelle divisioni, non è solo uno stereotipo, è qualcosa di più profondo.
ma che sicuramente in un cammino indipendentista come questo libro propone potremo superare, di questo ne sono convinta. Grazie Ornella.